Buon pomeriggio dalla Pala BCC Romagnolo di Cesena, quinta edizione della Quinto Futsal Future Cup, finale terzo e quarto posto maschile. Si affrontano area sud e area centro-nord. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo e noi andiamo alla lettura delle formazioni, partendo dall'area sud col numero 17 Novello, 2 Pace, 13 Semeraro, 4 Covelli, 5 Schirone, 6 Sgro, 7 Sarli, 8 Coppolino, 9 Orrego, 10 Loverme, 11 Pedote, 12 Laciti, 3 Borselli, 14 Turiano. Allenatore Rocco Suriano. Risponde l'area centro-nord, che deve fare a meno di Prota, squalificato, e Sebastianelli, infortunato. Numero 12 indelicato, 3 Geli, 4 Fei, 5 Quacquarelli, 6 Longarini, 7 Minguzzi, 8 Lupi, 10 Marsico, 11 Castiello. Numero 12 Orgiani, 13 Acciai, 14 Di Gennaro, a disposizione del tecnico Lorenzo Nitti. Primo arbitro Fabio Mavaro della sezione di Parma, il secondo Stefano Grillo della sezione di Modena. Il crono sarà diretto da Eugenio Cabrini della sezione di Reggio Emilia. E quindi con Silvia Vinditti abbiamo raccontato quello che è stato poco fa con la vittoria nel torneo femminile della Power Red, che ha avuto la meglio ai tiri di rigore contro il team Yellow dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, con tutte le premiazioni in diretta sul canale YouTube della divisione. Poi a seguire alle ore 17 la finalissima tra area nord e area centro-sud per quanto concerne la maschile. Foto di rito per le squadre. Ieri sono state davvero delle belle partite, con l'area sud che ha perso contro l'area nord per 8-4, mentre l'altra partita, la sconfitta dell'area centro-nord 3-1 contro l'area centro-sud. E quindi siamo pronti per vivere quest'ultima parte di questa quinta edizione della Quinto Futsal Future Cup. Area centro-nord in maglia rossa, area sud in maglia blu scura, che attaccherà da sinistra verso destra, mentre il centro-nord da destra verso sinistra. Ancora qualche problemino al parquet del Pala BCC Romagnolo di Cesena, ormai teatro da anni della Future Cup Quinto. Fischia l'arbitro, parte l'incontro. Marsico perde palla Longarini, recupera la sfera il sud
Coppolino. Ancora il numero 8, la giocata, poi perde la sfera. Pace favorisce l'intervento di Novello e quindi Turiano sbaglia il controllo. Rimessa per il centro-nord con Minguzzi alla battuta. Palla fuori, sempre Marsico in mezzo a due, ci prova col destro Minguzzi, una respinta di Novello. Palla ancora messa fuori. Marsico sollecita il portiere, ancora Marsico, largo da Longarini, rimessa. Coppolino in buca ma trova Longarini, avanza il numero 6, rimontato da Turiano, non c'è fallo, occhio al destro, al gol da parte di Semeraro, gran gol del numero 13 che sblocca l'incontro con il Sud, che passa in vantaggio con la firma di Gabriele Semeraro. Si è messo in proprio e ha trovato il vantaggio dopo neanche 1 minuto e 20 secondi. 1-0. Si è rotto già l'equilibrio in questa finale, terzo e quarto posto. Qui sbaglia Pace il controllo. Marsico, Longarini, avanza Forgiani, parte lui oggi titolare, ieri ha giocato indelicato il primo tempo. Ancora Geli, fermato, la deviazione di Semeraro. Longarini, Marsico, Minguzzi, sbaglia, appoggio per Geli, rimessa per il Sud che poco fa ha trovato l'1-0 con la firma di Semeraro, gran gol del numero 13. Ora Turiano, Pace, si chiude il triangolo, va via Turiano, trattenuto, tutto regolare. È stato questo contatto tra Geli e Turiano, secondo l'arbitro è tutto ok. Si riparte con una rimessa dal fondo in favore del centro-nord. Geli, Marsico, pressato da Semeraro, l'assist per Pace, vicinissimo al 2-0. Il Sud sull'errore in impostazione del centro-nord, ne stava per approfittare Thomas Pace. Palla davvero di un nulla sul fondo, occasionissima per il Sud. E quindi Orciani, lancio lungo, Pace in anticipo, la sfera poi arriva comoda a Novello che la tiene. Ancora Pace, l'imbucata non trova nessuno, la palla torna a Orciani. Fischia un po' qui Quacquarelli, autore ieri di un gran gol in occasione del momentaneo 1-1 contro il centro-sud. Intanto Novello, scusate, riesce a servire Borselli, palla che passa ma termina in rimessa laterale in favore
del centro-nord. 16:59 sul cronometro, 1-0 per il Sud di Gennaro. E quindi Lupi, 2 assenze come dicevamo in casa centro-nord, con Prota che ieri è stato espulso per un intervento fuori tempo su Manusci. Out anche Sebastianelli, si è infortunato, ieri ha provato ma non è riuscito a recuperare. C'è stato anche un cambio dell'ultima ora alla vigilia per il centro-nord, con Castiello che ha preso il posto di Issi, che è stato convocato in extremis dalla nazionale marocchina, e quindi la squadra di Inter ha dovuto fare a meno del talento dell'OR Reggio Emilia. Un po' di scontri, va via Coppolino, poi tenta la giocata, perde la sfera. Pace intercetta la giocata di Fei e quindi Orciani va via Di Gennaro, fermato da Borselli, e poi Loverme, ieri autore di un gran gol. Giuseppe Loverme è stato anche pubblicato sui social della divisione calcio a 5, un lob davvero pregevole, al pari del gran gol di Lucentini nell'altra gara maschile. Intanto qui sbaglia in impostazione il Sud e quindi rimessa per il centro-nord, con Quacquarelli pronto alla battuta. Lascia al destro da parte di Fei, palla messa fuori, anche se era da rimessa laterale, non rischia Schirone che di testa ha respinto la rimessa. Ora altra rimessa però dalla parte opposta, e il gol da parte di Quacquarelli, che ha trovato una deviazione. Ancora a segno il numero 5, arriva il pareggio del centro-nord al tramonto del quinto minuto, 1-1. E quindi ristabilita la parità in 4 minuti e mezzo. Abbiamo già visto 2 gol con Turiano, palla al centro, Di Gennaro devia, poi l'ultimo tocco è stato del 14 del Sud, rimessa dal fondo per Orciani. Lancia in avanti, troppo lungo Novello e quindi Sarli. Palla che esce nuovamente. Fermato Di Gennaro, giocata di Semeraro, l'assist, palla che torna a Semeraro, che non riesce a depositare la palla in fondo al sacco. Occasionissima per il Sud. Ancora il numero 13, molto pericoloso. Tanto qui Di Gennaro riesce a girarsi, viene fermato sul più bello. Palla in avanti, ancora Di Gennaro che lotta con Schirone, calcia Di Gennaro, la respinta di Novello e poi Semeraro recupera la palla il centro-nord.
Sarli ruba la sfera, corre il numero 7 che però non riesce a tenere la sfera in campo. Occhio al destro, murato di Geli, riparte il Sud, l'assist per Orrego che sotto porta si divora il 2-1. Che occasione per il Sud con il giocatore della Meta Catania. Altra deviazione, questa volta di Sarli, altra rimessa per il centro-nord. Ci prova qui Castiello, murato. Altra rimessa. Riparte Sarli. Semeraro fermato da Geli. Gioco che si è un po' spezzettato dopo il grandissimo avvio con 2 reti in 3 minuti e mezzo. Intanto qui la giocata, occhio al destro! La parata di Novello su Acciai, che giocata del numero 13 che ha superato 2 avversari, si è centrato e ha calciato col destro. Ancora Acciai, ora col sinistro, allora è spinta, contropiede Sud, Orrego anticipato, ancora il numero 9 che viene ostacolato in maniera regolare da Minguzzi. Ancora Sarli, l'assist per Orrego che cerca di tornare dal numero 7 ma viene murato. Palla fuori, il destro piazzato ma debole di Sarli. Orciani la fa sua, lancio lungo del 17, ancora Sarli in vantaggio ma sbaglia il controllo e lo stop. Rimessa laterale per il centro-nord. Fallo da parte di Sarli su Minguzzi e arriva il primo fallo di questa partita. Calcio di punizione per il centro-nord. Narsico, Longarini, Orciani, giocata qui di Geli che però non riesce a scappare via
rimessa. Tacco, occhio a Coppolino sul fondo, occasionissima per il Sud, una bella combinazione con Isgro, ancora Isgro che ferma Longarini, che riparte da Marsico, sempre il numero 6, trova Minguzzi, passaggio fermato, giocata qui di Coppolino che salta un avversario, occhio al capitano che cerca la ruletta, non c'è fallo, doppio passo di Longarini fermato da Pace. Novelli, ancora Coppolino in buca, fermato Sarli, quindi Longarini, Pace ci mette una pezza, palla ancora in avanti, sempre Sgro, ruleta di Sgro, fallo sul numero 6 del Sud, primo fallo anche per il centro-nord. Punizione di Coppolino, palla alta. Altro lancio, mette giù Coppolino, ma recupera palla il Sud, ancora Isgro, fermato. Marsico, occhio al numero 10, fermato da Isgro, non c'è fallo, rimessa dal fondo per il Sud. Intercetta Longarini che pensa al sinistro, palla fuori. Palla in avanti, anticipato Lupi, in vantaggio Schirone, la sfera poi termina fuori, ma è calcio d'angolo per il centro-nord. Il sinistro, altra deviazione, resta lì il centro-nord. Occhio al centro-nord con la giocata da parte di Lupi, salvataggio di Pace, centro-nord vicinissimo all'1-2. Al 9:44 dal termine del primo tempo. Avanza Schirone, esterno, fermato questa volta Semeraro, ancora Sud, sempre Semeraro, paratissima
di Orciani che dice di no. Si resta sull'1-1. Ancora Semeraro, il più pericoloso in casa sud. Ci riprova Semeraro, deviazione, calcio d'angolo. Calcio lungo, palla messa fuori da Pace. Altra deviazione, corner per il centro-nord con Longarini pronto alla battuta. Movimento di Lupi, ancora il numero 8 che torna all'indietro da Orciani. Poco fa gran parata del 17 su Semeraro. Lupi, Acciai, ancora Lupi, lotta con Pace, gioco allargato, colpo di testa di Sarli e quindi Turiano e la palla termina sul fondo. Ci ha provato Turiano. Di Gennaro spara alla porta, fermato e quindi Fei. Acciai, Turiano intercetta ma non riesce a ripartire Sarli. Rimessa per il centro nord. Castiello, Acciai, non riparte, Loverme allarga il gioco, ancora Sud in possesso, in imbucata, Turiano anticipato da Castiello ma ancora Coppolino e quindi Loverme. Turiano, scucchiaia per il movimento di Loverme, lo anticipa Di Gennaro, calcio d'angolo per il Sud. Time out per il Sud, chiamato in extremis da Rocco Suriano. Vuole approfittare di questo calcio d'angolo.
E quindi terminato il time out si riparte con il corner in favore del Sud. Palla fuori, Lo Verme, Turiano in buca, 1-2, fermato Turiano, passaggio che arriva direttamente a Novello, ancora Lo Verme, Coppolino, Lo Verme tenta di destreggiarsi in buca, bene, 1-2, occhio, Lo Verme calcia sul fondo dopo lo scambio con Turiano, occasione per il Sud ben costruita dalla squadra di Suriano. Lo Verme si è liberato bene, non ha incrociato troppo, palla che è terminata sull'esterno della rete di Gennaro Latino in campo. Turiano, Lo Verme, Coppolino, Lo Verme, sempre il 10, non salta il suo avversario, torna da Coppolino, Turiano, palla che passa a Coppolino, la parata di Orciani che risponde presente e dice di no, attenzione che è caduto Coppolino dietro ai cartelloni pubblicitari, rientra in campo il numero 8 ma Turiano la mette in rimessa laterale, fortunatamente non si è fatto nulla, ha fatto un volo capitano del Sud dietro i cartelloni pubblicitari. Palla restituita a Novello, riparte il Sud. Palla in avanti, in vantaggio Castiello, errore qui da parte di Fei, ancora Lo Verme, Coppolino va via il sinistro, Orciani e poi Lo Verme, Murato, ancora Sud, pericoloso dalle parti del numero 17 del centro-nord. Scappa via Turiano, palla che poi esce, rimessa per il centro-nord che ha scappato il pericolo almeno in due circostanze. Orciani torna da Castiello, Di Gennaro, spalle alla porta, movimento da parte di Quacquarelli, c'è anche Fei, Di Gennaro si gira ma calcia debole, facile preda di Novello, quindi Coppolino in avanti, fermato, fallo su Turiano, punizione per il Sud e secondo fallo per il centro-nord. Occhio al destro da parte di Borselli, fermato, palla nuovamente dalle parti di Novello e quindi Isgro, Schirone, Isgro, Schirone, fermato, Isgro, salta Castiello, pensa al sinistro e Orciani allunga in corner. Rientra in campo anche Pace. Destro, palla messa fuori da l'area nord, centro-nord.
Marsico. Fei. Palla intercettata. Si gira bene qui Sgro. Fallo di Fei. Terzo fallo per il Centro Nord. Palla al centro con Borselli che non impatta la sfera. Che occasione per il numero 3 sul suggerimento di Sgro. Corre Minguzzi, la giocata del set, ancora Minguzzi e poi sul fondo l'occasione per Marsico sulla spinta non precisa e non perfetta di Novello. Occasione anche per il Centro Nord vicino all'1-2. Isgro sbaglia il passaggio di ritorno, poi sbaglia anche Minguzzi, un po' di confusione. Intervento pulito di Marsico. La deviazione, riparte il Centro Nord, intervento pulito di Sgro sul pallone. Marsico che ha avuto l'occasione poco fa di firmare l'1-2, ancora il numero 10 in buca, la palla arriva ad Acciai. Longarini, scappa il 6, lascia a Minguzzi, ancora Marsico, quindi Orciani. Palla fuori, fallo su Acciai, calcio di punizione per il Centro Nord, secondo fallo, 2 minuti e 9 secondi al termine del match, sempre 1-1. Perde palla Longarini, Semeraro spara la porta, cerca un corridoio per Turiano, attenzione ancora a Longarini che si accentra, la palla è per Minguzzi, se la porta sul sinistro, la rimette al centro, calcio d'angolo per il Centro Nord. Uno, due, calcia Lupi, ancora Lupi. Time out anche per Lorenzo Nitti.
E quindi rimessa laterale 1:13 al termine del primo tempo. Acciai, palla al centro, non ci arriva nessuno, rimessa per il Sud. Novello in avanti, stava per mettere in difficoltà Orciani. Sarli, palla che attraversa tutta l'area. Ho perso tutto lo shooting di tutta la In avanti il lancio ancora di Orciani, non trova nessuno. Rimessa, lancio lungo di Novello, mette giù Longarini, 37 secondi al termine, Lupi allarga il gioco, ancora Longarini pressato da Semeraro, rischia, Semeraro ruba palla, ancora il numero 13, la ripulisce benissimo, Turiano, Sarli, Turiano, ancora Novello, 18 secondi, lancio lungo, troppo lungo, palla sul fondo. Lancio di Orciani in vantaggio Coppolino che però non tiene la palla in campo. Sei secondi, Lupi in buca, Coppolino recupera, quindi Sarli, palla che passa ma suona la sirena, si va al riposo, è 1-1 tra Sud e Centro-Nord e noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, le squadre sono rientrate sul parquet del Pala BCC Romagnolo di Cesena. Siamo sull'1-1, botta e risposta in un giro di 2 minuti tra Semeraro e Quacquarelli nel primo tempo. Arriva il fischio, riprendono le ostilità per questa finale terzo e quarto posto. C'è in palio il gradino più basso del podio, poi a seguire alle 17 la finalissima tra area nord e area centro-sud, che completeranno il quadro, il programma di questa quinta edizione della Quinto Futsal Future Cup. Attenzione intanto al destro da parte di Quacquarelli, autore dell'1-1, assegno anche ieri con un gran gol numero 5 di Gennaro. Colpisce Longarini e poi Marsico col sinistro, la respinta da parte di Mellone. Ancora Raciti, scusate, doppia parata del numero 12, appena entrato al posto di Novello. Bravissimo il portiere del Sud, che 2 volte ha detto di no. Partito bene il centro-nord in questa ripresa. Calcio d'angolo, palla fuori, ci riprova Massico questa volta, il numero 10 impatta male la sfera. Pace non riesce a servire Raciti, rimessa centro-nord. E poi la conclusione ancora di Quacquarelli, quadra la porta. Fermato Sarli. Coppolino. Raciti sbaglia, calcia direttamente, indelicato anche lui, subentrato a Dorciani. C'è stata la staffetta tra i pali per entrambe le compagini, è già anche successo ieri, e quindi Coppolino, Sarli si accentra il numero 7, scucchia in avanti, non riesce a chiudere il triangolo con il suo capitano. Rimessa per il centro-nord. Coppolino, Semeraro di tacco, Sarli 1-2. Ci mette una pezza Longarini. Bella azione del Sud, bravo Longarini a capire tutto. Non c'è fallo, ma riparte Di Gennaro che da solo sterza, lotta con Pace, alla fine il numero 2 alla meglio, servito Semeraro anticipato da Longarini, e quindi Quacquarelli. Marsico, ancora il numero 5, sbaglia poi l'appoggio per Longarini, rimessa per il Sud. Va via qui Sarli, gran giocata del 7 che sterza ancora, non riesce poi a calciare, perde l'attimo. Altro lancio lungo, Coppolino anticipa tutti. Di Gennaro, salta Pace, ma la palla esce fuori.
lancio lungo, colpo di testa di Lupi, palla messa fuori. Ora tira in campo Schirone. Occhio al centro nord di prima intenzione, Raciti su Castiello, credo. Che occasione per il centro nord, anzi su Minguzzi. Che occasione per il numero 7 che non è riuscito a battere Raciti. Ancora centro nord molto pericoloso. Ha iniziato benissimo il secondo tempo la squadra di Nitti. Spazia in avanti Raciti, colpo di testa di Indelicato, cerca Minguzzi, l'assist, ancora centro nord, la conclusione di Fei, Murato. Ancora Fei, in buca, il destro di Minguzzi, Murato, palla che resta lì e quindi Schirone, ancora Minguzzi, rimessa dal fondo. Tutto regolare, contatto tra Lupi e Turiano. Acciai, Lupi sbaglia la misura del passaggio. Altra deviazione, rimessa per il centro nord. Minguzzi intercetta Schirone. Palla deviata. Non battuta bene la rimessa, infatti rimessa laterale non dal fondo, arriva la correzione da parte dell'arbitro. Loverme rischia un po', alla fine si salva sull'attacco di Minguzzi. Fei anticipa le cattive Isgro, poi cenno d'intesa tra i due giocatori. Rimessa per il sud, ancora Isgro. Uno, due, col tacco, palla che resta lì. Alla fine riparte il centro nord. Lupi, giocata del numero 8 che poi cerca e trova Acciai che pensa al sinistro. La parata di Raciti.
Siamo già dalla parte opposta, ma non riesce a ripartire Covelli. Un po' di cambi in vista per Nitti. Occasione poco fa per Manuel Acciai, vicino all'1-2. Partito bene il centro-nord, come abbiamo già ripetuto più volte in questo inizio di ripresa. Sono trascorsi 5 minuti e 15 secondi, sempre 1-1, fin qui è successo tutto nel primo tempo, con il vantaggio del Sud con un gran gol di Semeraro e poi il pareggio di Quacquarelli, che da rimessa laterale ha trovato una deviazione. Eccolo qui, Quacquarelli vince il duello, ma Coppolino rischia un po'. Alla fine rimessa per la squadra in maglia rossa. Non c'è fallo, riparte Marsico, l'assist per il destro di Geli e poi Raciti, bravissimo il numero 12, gran parata ancora Marsico, che ha perso l'attimo poi sulla ribattuta. Occhio al Sud che riparte, palla sul secondo palo per Loverme e sotto porta non riesce ad inquadrare lo specchio. Si salva in questo caso il centro-nord, occasioni per entrambe le compagini. Improvvisamente il secondo tempo è schizzato col ritmo. Prima l'occasione per Geli e poi per Loverme, bravissimo Raciti. Qui non c'è fallo su Marsico. Riparte il Sud, doppio passo, fermato Coppolino. Occhio al sinistro, sempre di Quacquarelli. Non riesce qui Castiello a servire Marsico. Raciti, il destro di Semeraro da buona posizione, palla alta. Non si gira qui Geli, trovato per una deviazione di Coppolino, rimessa a centro-nord. Quacquarelli sbaglia il controllo, Celi. Coppolino, palla che entra in porta, il vantaggio del centro-nord con la firma di Geli, che è riuscito nella tap-in a battere Raciti dopo la bellissima azione ancora di Quacquarelli. E vantaggio per il centro-nord, che ribalta lo svantaggio iniziale, la firma di Geli. E quindi a 12:50 siamo 1-2. Occhio ancora a Longarini col sinistro, 1-2 terrificante del centro-nord con la firma di Matteo Longarini, che fa 3-1. E quindi in 10 secondi 2 gol del centro-nord, prima con Geli e poi con Longarini. Lancio per Semeraro che sbuca alle spalle di Lupi, poi Lupi lo rimonta, fallo da parte del numero 13 che aiuta il suo avversario. Primo fallo di questa ripresa. Dicevamo di un ottimo approccio della squadra di Nitti
in questo avvio di ripresa. Sono certificato dalle reti di Geli e Longarini, ci prova Sarli e poi Schirone, ancora Sarli, fermato. Lotta qui Lupi che ruba palla, lancio di Indelicato, palla che arriva direttamente dal suo collega Raciti. Riparte il Sud che ora deve rimontare 2 reti per allungare almeno la gara ai tiri di rigore. Longarini non riesce ad evitare il corner. Giocata qui di Sarli e poi Acciai riesce a guadagnare una rimessa laterale. Non ci arriva qui Di Gennaro. Palla in avanti, ancora la Citi. La sfera torna a Indelicato. Longarini, Acciai, lungo, ancora la Citi. Altro lancio, Acciai in vantaggio, riparte il centro-nord, occhio al numero 13 che va via il destro, il gol di Acciai, totalmente indisturbato, vola verso la porta di Raciti e segna il gol dell'1-4, la firma di Manuel Acciai. Riparte Quacquarelli, mancano 10:25, ora 10:22, 1-4. Poco fa il gol di Acciai per il triplo vantaggio del centro-nord sul sud, certificare, come abbiamo ripetuto più volte, davvero di un grande approccio in questa ripresa. Il sud non è riuscito ad entrare bene in gara, anche se ha avuto una grande occasione sull'1-1. Attenzione alla parata qui di Indelicato. Non molla il sud con Schirone, fermato, poi Schirone, la palla non è uscita, ancora il tocco sotto di Quacquarelli vicino all'1-5, ha sbagliato la misura del lob davanti al portiere. Siamo entrati nell'ultimo quarto del match. Loverme fermato, corre Marsico, tiene la palla in campo il numero 10, ancora Marsico, deviazione di Loverme, palla che esce, rimessa per il centro-nord. Ancora Acciai, determinante qui Coppolino.
Rimessa ora per il Sud. Coppolino, anzi Isgro, non riesce a superare il suo avversario. Non c'è fallo di Orrego, ma da terra la palla arriva comunque a Minguzzi. Non ha mollato, indelicato, è riuscito a servire il suo compagno, poi ci prova anche Fei. Palla che passa, non ci arriva Marsico. Coppolino aggancia per un attimo, ma non riesce a tenerla in campo. 8:15, termine del match. Palla che è uscita con Coppolino che va a scusarsi, scusate, con Minguzzi. In maniera fortuita gli ha dato un calcio, lo aiuta a rialzarsi, tanto fair play in campo. 8:10, 1-4 il punteggio. A seguire la gran finale tra area nord e area centro-sud alle ore 17, sempre qui in diretta sul canale YouTube della divisione dal Pala BCC Romagnolo di Cesena. Qui il colpo di testa da parte di Geli, non trova nessuno. Fallo di Castiello. Primo fallo anche per il centro-nord in questa ripresa. 1-1 il conteggio. Occhio al sinistro di Raciti che trova una deviazione. Loverme destro smorzato. Attenzione ancora alla Verme, Murato. Ancora problemi al parquet, dovrebbe essere calcio d'angolo per il Sud. 7:25 al termine della partita. Altra rimessa per il Sud. Pace, Raciti,
Occhio al destro di Lupi dalla distanza. Altro lancio, non la tiene Pedote, che però guadagna una rimessa laterale. Coppolino, Pace, ancora Pedote, perde palla, riparte Castiello che ha un po' di spazio, rientra sul destro, occhio a Castiello, quindi Longarini, sterzata sul mancino, in mezzo a due Longarini, poi perde palla, occhio al contropiede, il sinistro con la parata di Indelicato, ci ha provato sempre Sgro, anzi era Coppolino, occasionissima per il Sud di accorciare le distanze a 6:21 dal termine della partita, 1-4, sempre avanti di 3 il Centro-Nord, vantaggio acquisito nei primi 9 minuti della ripresa. Occhio ancora a Indelicato, ci riprova Schirone, palla sul fondo. Occhio a Pace che svirgola e regala un calcio d'angolo al Centro-Nord. Gran destro di Castiello, attento Raciti sul primo palo. Ruleta qui di Marsico, non c'è fallo, rimane a terra il numero 10. Attenzione al destro, al gol da parte di Sarli, accorcia le distanze il Sud con la firma di Samuele Sarli a 5:42 dal termine della partita, 2-4. E quindi -2 per la squadra di Suriano, che mette un po' di pepe a questo finale. Lancio di Indelicato, non trova nessuno Sarli, l'autore del 2-4, serve subito Borselli, ancora Sarli, Pace in avanti, Raciti, lancio troppo lungo, non c'è nessuno, palla direttamente dal suo collega Indelicato. Riparte il Centro-Nord, la giocata qui di Marsico che scappa via, Raciti si oppone e tiene a galla il Sud, ancora Castiello, palla respinta da Raciti e poi sbaglia tutto qui Quacquarelli. Semeraro col destro, gran parata di Indelicato e poi il gol di Coppolino, il più lesto sulla ribattuta
a 4,18. Il Sud si porta sul -1, 3-4 la firma di Coppolino. E quindi Andrea Coppolino per il 3-4. Occhio a Di Gennaro in vantaggio. Isgro la mette fuori. Attenzione ancora al Sud. Riparte il centro-nord con Di Gennaro che preda solo. Va via il numero 14 che calcia sul fondo. Terzo gol. Ancora Sud, 3:43 al termine. Ci prova Isgro. Non trova deviazione. Rimessa dal fondo. Borselli fermato, più veloce Isgro, non si chiude il triangolo, ancora Borselli, sempre Lupi a fare buona guardia, rimessa laterale per il centro-nord. Ancora Coppolino, va via, occhio al numero 8, Borselli col tacco, cerca Semeraro, passaggio lungo. Tanto è rimasto a terra un giocatore della centro nord. Di Gennaro si è fatto male lo scontro precedente. Zoppica vistosamente il numero 14 del centro-nord. Lupi, Longarini, recupera Semeraro, ancora Semeraro, questa volta però non riesce a scappare via Longarini. Lupi intercetta per un attimo Sarli che guadagna un calcio d'angolo. 2:43 dal termine. Palla fuori, ancora Isgro, Murato. Sarli sbaglia, recupera Longarini, un po' di spazio Gerli, va via il numero 3, il calcio sul fondo. 2:23 al termine, 3-4 il punteggio in favore del centro-nord. Occhio a Longarini, palla per il destro di Geli che sbaglia, il 3-5 poteva chiudere la partita. Isgro perde palla, ancora Lupi, sempre il numero 8 in mezzo a due,
torna da Longarini e quindi Marsico. Mette giù Schirone, non c'è fallo, occhio ancora Geli, la Citi, bravissimo, evita la rete del 3-5, siamo già dalla parte opposta, la palla è per Schirone di prima, intercetta Marsico, ancora il numero 10, 1-2, sempre Marsico, trova Longarini che ha un po' di spazio, Longarini raddoppiato, alla fine perde palla e riparte il Sud. Intervento sul pallone da parte di Geli, ancora Coppolino, bravo Marsico, ma regala palla poi a Isgro che cerca un filtrante, ancora Isgro, alla fine riparte il centro-nord con Marsico che forse non ha visto il movimento di Longarini e leggerisce all'indietro, giocando anche un po' col cronometro perché stiamo per entrare nell'ultimo giro di lancette di questa finale terzo e quarto posto, con il Sud alla ricerca del pari che allungherebbe la sfida ai tiri di rigore. Il centro-nord difende a denti stretti il vantaggio acquisito in questa ripresa. Attenzione ancora al Sud con il destro, la parata, la doppia parata di Indelicato che risponde presente. Ancora il numero 12, lancio lungo, Pace in vantaggio, anticipa Longarini. La sfera è per Schirone col tacco Coppolino, alla fine c'è Longarini che perde il contatto con la sfera, Raciti cerca e trova Pace, occhio al Sud, mancano 20 secondi, palla sul secondo palo messa fuori, spazza Longarini, rischia un po', alla fine ha spazio Geli, corre il numero 3, l'assist per Fei che guadagna un calcio d'angolo a 5 secondi dal termine. Palla all'indietro, suona la sirena, finisce qui, vince l'area centro-nord che batte 4-3 il Sud e chiude al terzo posto sul gradino più basso del podio questa quinta edizione maschile della Quinto Futsal Future Cup. E noi ci salutiamo qui, ci risentiamo tra poco per la finalissima dalle ore 17 tra Area Nord e Area Centro-Sud. A tra poco.